I fatti di Nanto rappresentano l'apice, la punta dell'iceberg di un problema più ampio e diffuso che probabilmente assieme alle tematiche legate alla crisi rappresenta il primo motivo di preoccupazione per molti veneti, la sicurezza. Il gesto di Gaetano Stacchio, il benzinaio intervenuto per mettere in fuga il comando armato che aveva assaltato la gioielleria Zancan, provocando la morte di un assalitore, ha suscitato più di una presa di posizione nell'opinione pubblica, quasi sempre nella stessa direzione. Se è come ho capito che ha sparato per difendere delle persone che erano all'interno del negozio, io gli do, do tutta la mia solidarietà, insomma. Penso che abbia agito secondo coscienza, ecco, che sia ingiusto. Comunque anche ho sentito che la famiglia del Rom vuole il risarcimento danni, secondo me c'è proprio una pagliacciata totale quella. Insomma io sono con lui, ecco. E lei? Condivido appieno quello che ha detto il mio fidanzato. Non vorrei essere razzista, però certo diciamo che il 51% ha ragione, ecco. Ha ragione il benzinaio. 51, nel senso metà e metà. Va giustificato, cioè effettivamente non bisogna dare dei messaggi, io non concordo col tipo di messaggio, però deve dare dei messaggi più forti di fronte alla violenza che dilaga, non c'è dubbio. Molti sono stupiti del fatto che i familiari della vittima abbiano chiesto un rimborso danni. Sì, siamo all'allucinazione.